insegnanti è stato questo, il sentirsi partecipi della vita dei bambini, del loro futuro. Hanno sentito che nelle loro mani è consegnato qualcosa di importante, è consegnata la porzione più delicata e importante della nostra società del domani. Allora, proprio per questo, mi faccio voce di tutta la comunità, sia di Cimetta che di Cimavilla, per ringraziarle del lavoro che hanno svolto finora. Abbiate sempre cura di loro e, come insegnava Don Bosco, affidatevi sì alla vostra competenza, ma non dimenticate mai di pregare anche il Signore, perché vi aiuti ogni giorno a prendervi cura dei bambini che i genitori vi affidano. Diamo la parola al sindaco. Buona giornata a tutti, grazie dell'invito. Saluto anch'io Don Michele, il comandante Florio, il presidente della FISM Grando, il presidente del vostro comitato di gestione Stefano Catelan, le maestre, le suore fondatrici di questa istituzione, tutti i cittadini, i bambini soprattutto, i bambini piccoli ma anche i bambini che sono diventati grandi e che hanno vissuto una parte della loro vita all'interno dell'asilo di Cimetta. Per me è un onore essere sindaco e, come dire, vivere questa giornata, il centenario della fondazione dell'asilo della scuola materna di Cimetta. Non capita, direi, ogni giorno di arrivare a un traguardo di questo tipo ed è certo un onore per me come amministrazione comunale accompagnare questa festa. La prima riflessione che faccio è 100 anni, no? Quest'anno si ricorda l'anniversario della Grande Guerra. Nel 1915 l'Italia entrava in guerra e nel 1915 a Cimetta un gruppo di suore e la comunità decideva di istituire un asilo. Cioè, nel momento in cui, questa è la prima riflessione che vorrei invitarvi a fare, nel momento in cui si avviava un periodo drammatico di guerra, di tragedie, di fame, di morte, qui si investiva sui bambini, si creava un'opportunità dei bambini di avere un luogo dove crescere, dove avere un momento di pace, di serenità, di educazione. L'educazione di Don Bosco, secondo i principi di Don Bosco. Don Bosco, la cui statua oggi possiamo riammirare all'interno dell'istituzione dell'asilo, che quella statua lì era stata posizionata nel vecchio asilo, poi trasferita alle scuole elementari, poi nell'attuale sede della SISP e oggi è ritornata qui nella scuola materna dedicata proprio a Don Bosco. Ma l'altra riflessione a cui voglio invitare è sull'infanzia, sul piacere e sulla serenità che i bambini trasmettono, no? Noi siamo stati tutti bambini e credo che il periodo dell'infanzia, della fanciullezza, sia il periodo che ricordiamo come il miglior periodo della nostra vita, perché è un periodo in cui siamo protetti dai nostri genitori, un periodo in cui abbiamo vissuto nell'asilo e quindi abbiamo cominciato le prime relazioni, un periodo in cui la genuinità, la purezza, insomma, abbiamo ascoltato oggi i bambini cantare, li abbiamo guardati in faccia. Credo che un sorriso di un bambino riempia il cuore e veramente ci dia una soddisfazione, un piacere, un approccio diverso alla vita, no? Noi siamo abituati a vivere sempre con tanti problemi, con tante difficoltà. Poi guardiamo un bambino e capiamo che alla fine i tanti problemi che ci sono poi si possono anche ridurre e si può affrontare la vita con un po' più di spensieratezza, un po' più di fanciullezza, che è appunto il periodo che tanto amiamo. Io faccio un auspicio e mi avvio a concludere così questo mio saluto e questa mia riflessione guardando al futuro. Prima avete portato un bel manifesto al parroco ricordando la sicurezza del passato, ma la sicurezza del passato dà anche la possibilità di affrontare il presente e il futuro con altrettanta forza e sicurezza. Ecco, le scuole materne vivono oggi un momento difficile perché si dicono scuole paritarie, in realtà la parità è per quanto riguarda gli oneri, le cose da fare,
ma la parità non c'è per quanto riguarda gli onori e le opportunità che hanno magari le altre scuole, le scuole statali. E so che il presidente della FISM insieme a tutti i comitati di gestione stanno portando avanti una giusta battaglia per difendere le scuole materne, perché sono scuole che offrono un servizio di altissima qualità, svolgono una funzione pubblica, perché di fatto danno la possibilità ai nostri figli di avere un'opportunità educativa, e però non godono, diciamo, di quella contribuzione, di quell'aiuto che godono le altre scuole statali. E quindi io, come amministrazione comunale, esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza a questa battaglia, perché lo dico con molta sincerità, l'amministrazione comunale non riuscirebbe mai e poi mai a gestire un asilo come lo sta gestendo la scuola di Cimetta, la scuola materna di Cimetta, ma come lo sta gestendo anche la scuola materna di Codognano, perché i costi di gestione e le modalità con cui viene offerto il servizio, come lo state facendo voi, l'amministrazione comunale non riuscirebbe a ottenerlo e a offrirlo negli stessi termini. Quindi, e poi noi in Veneto abbiamo anche questa particolarità, no? che sono più le scuole materne paritarie, quelle gestite dalle parrocchie, che quelle statali. E quindi noi dobbiamo difendere la nostra peculiarità e difendere questo servizio che è fondamentale. E quindi l'augurio, l'auspicio è che oggi festeggiamo 100 anni, 2015. Io spero che nel 2115 ci sia un altro sindaco, un altro prete, un altro presidente della FIS, un altro presidente del comitato di gestione, magari un'altra maestra, l'opportunità gliela diamo, che possa festeggiare i 200 anni della scuola materna di Cimetta. Grazie e buona giornata a tutti.